Raccolta dei rifiuti, il modello trevigiano e veneto fa scuola, ma dove non si raggiungono i livelli di differenziazione degli scarti come avviene qui non c'è alternativa ai termovalorizzatori. Il presidente del Veneto Luca Zaia si schiera al fianco del ministro dell'Interno Matteo Salvini, secondo cui per risolvere il problema cronico della Campania va aperto un impianto in ogni provincia. Passo che la Marca non ha dovuto compiere grazie proprio al percorso verso la differenziata spinta. Io sono artefice di quel modello, noi abbiamo chiuso tutte le discariche e fatto un accordo con i cittadini. La raccolta differenziata, Treviso supera l'85% di raccolta differenziata, abbiamo chiuso le discariche. Bisogna spiegare ai cittadini e anche ai partenopei che fatto 100 il rifiuto, se tu differenzi l'85% ti restano ancora 15 kg. Quei 15 kg o li metti in discarica o li bruci. A me risulta che in quella regione non si facciano questi numeri di raccolta differenziata, per cui la termovalorizzazione è sicuramente la soluzione nel momento in cui c'è il rifiuto e non fai la raccolta differenziata. Alternative non ce ne sono e ciascuno deve prendere atto dello stato del proprio territorio. Quanto allo scontro tra Salvini e l'altro vice premier Luigi Di Maio, su questo terreno Zaia non drammatizza. Lo scontro immagino sia più giornalistico che altro. Io penso che Salvini non abbia detto assolutamente un'eresia, ha fatto un ragionamento logico. Se non fai differenziazione, se non arrivi all'85%, vuol dire che il 100% qualcuno te lo deve smaltire, l'unico smaltimento è bruciare.